Buonasera amici ovali, benvenuti alla caserma Gelsomini di Roma per l'ottavo turno del campionato d'eccellenza tra Fiamme Oro e FMCZ Rugby Rovigo Delta. Ciao Antonio, benvenuto. Ciao a tutti e buon rugby, rugbisticamente nel Rovigo e che poi ovviamente come tanti per scelta è andato a giocare tanti anni nelle Fiamme Oro. Per evitare un possibile turnover, muove l'ovale Rovigo, Chiano Apeli si inserisce con Stefan Basson, doppio sostegno, bel cambio di linea di corsa di Stefan Basson che converge tagliando fuori i due difensori che stavano coprendo su di lui. C'è un buon guadagno, Rovigo ancora dentro 22, peccato ancora questa palla lanciata un po' così, ma è Boggiani il primo ad inserirsi. Nel frattempo c'è un vantaggio rossoblu che Liperini va immediatamente a bloccare. Era un invito più che un passaggio sbagliato, io l'ho letta così, comunque poco importa perché Rovigo giocava sotto vantaggio. Ora dicevamo Rovigo che è un turno difficilissimo, nel senso che tra le pretendenti ai playoff è quella che potrebbe... Attenzione, buono Edoardo Ruffolo, riesce a impossessarsi su quella palla vagante, poi Wilborn la fa sua, in realtà c'è... Da dove si era infilato Ruffolo, quindi poteva essere un po' più difficile da vedere, ma probabilmente Liperini era vicino e non ha avuto nessun problema. Nel frattempo Rovigo si porta sul 6-3. Facili, prima mischia di giornata, introduzione Alberto Chillon, vediamo come funziona. Intanto c'è stato un sostanziale equilibrio, nessuno tallona, ora Rovigo ha già fatto vedere di che pasta è fatto e ovviamente, come avevamo detto noi prima, sappiamo essere questo un grandissimo punto fermo. Stefan Basson vuole testare subito la sua gamba alla ricerca di un difficilissimo ma sicuro, certo, quando è arrivato Casellato invece sta ottenendo ottimi riscontri e entra questo calcio piazzato di blu che mantengono il possesso con Francesco Modena che riesce a guadagnare un paio di metri. PJ nel ruolo di mediano di mischia, l'incursione di Edo Ruffolo è buona, la sua penetrazione del capitano, pallone a disposizione per... invece no, però comunque c'erano mani in racca. Arrembante che fanno le Fiamme Oro, quindi magari spostare il lancio più in fondo. Muove per Azzolini, ancora molto bene Wilborn, attenzione con Amenta, Marinaro, buona continuità della squadra di Casellato dentro 22, ci prova Di Stefano con un pick and go, messo giù dalla difesa del rossoblu ma c'è un vantaggio, ancora fuori Azzolini, allarga per Ioveniti, Andrea Bacchetti, attenzione Bacchetti punta, Arrigo e meta di Andrea Bacchetti. Andare a scardinare la prima difesa delle squadre avversarie, insomma, quindi è sicuramente difficile da fare in questo match. Intanto palla a due mani appena fuori dai 22 metri, vediamo come sarà la difesa. È ottima la difesa, Marinaro se ne va via dalla chiusa, mamma mia, ha trovato un buco, se ne va in area di meta di Marinaro 1-2. Molto pesante per le Fiamme Oro perché con la trasformazione che stiamo vedendo adesso di Azzolini, insomma, si portano. La spinta di Rovigo che adesso parte, pallone tra i piedi di Matteo Ferro, siamo già dentro con la meta di Matteo Ferro, in realtà poi c'è meta tecnica per cui grande scelta, il coraggio che viene pagato al 100%. A 19 e finisce qui il primo tempo con il Rovigo sotto di un punto alla caserma Gelsomini. Entrano per Matteo Ferro e Boggiani, quindi nuova linfa nel pack rossoblu, una palla veloce da touche e un buon movimento, vediamo subito un pallone portato avanti con una combinazione da Guido Barion, adesso di nuovo dentro Rodriguez, finta il passaggio su Perry che era marcato, si tiene lui, si assorbe lui la pressione, ma riesce comunque a tenere il possesso, si va a esplorare la chiusa con Chillon, quindi volontà del Rovigo di portare a casa questo pallone. Jacob in penetrazione ben sostenuto da De Marchi e Mucignat, ora vediamo se la palla riesce a prendere un po' di velocità, ancora una volta avendo il sole contro, prende la rincorsa Stefi, alta e alta, diretta bene sembra, sulle bandierine, 3 punti per Rovigo. Per il numero 20, prende la rincorsa l'apertura delle Fiamme Oro, la potenza c'è, la direzione pure, sulle bandierine, sorpasso delle Fiamme Oro, 4 minuti al termine, qui altre fasi con Edo Ruffolo, ancora il tentativo di turnover che non riesce. Vediamo Alberto Chillon cosa decide. C'è Stefan Basson pronto per il drop, attenzione Stefi al piede, sì, c'è! E questa è costruita, questa è una meraviglia. Attenzione sempre all'asse Chillon-Basson, nel frattempo
Edoardo Lubbia si prende responsabilità di questo possesso. Basson va per calciare, partita finita. Rovigo sbanca la caserma Gelsomini, 4 punti fondamentali per la corsa playoff. Rovigo si sistema pesantemente la classifica